Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi torniamo a fare i guardoni, andiamo su guarda, partita in corso, rapid, vediamone una che è appena cominciata, questa è ancora più appena cominciata. Difesa francese, attenzione, 2004 contro 1009, ragazzi, tifiamo per il 1009, tifiamo per il 1009. Attenzione, circa 500 punti di differenza che possono farsi sentire, ma noi tifiamo. La difesa francese mi è sempre stata sulle balls, anche se a volte la difesa Lekin che gioco abbastanza si trasforma in una sorta di francese. Proprio perché questo pedone così avanzato veramente controlla delle case importanti nello schieramento avversario e ne impedisce ovviamente contro giochi come F6, anche se a volte F6 per la disperazione bisogna giocarlo. Adesso il nero ha pressione su questo punto, eh sì, e qui si prende il pedone, non c'è questo giochino perché il nero deve ancora arroccare. Quindi ok, 1009 ha perso il pedone centrale che non doveva assolutamente perdere mai, e adesso potrebbe anche abbandonare subito. Ok, adesso si perde anche questo pedone. C'è da dire che il bianco è abbastanza in vantaggio di sviluppo. È abbastanza in vantaggio di sviluppo, quindi potrebbe essere un buon compenso. Questo cavallo andrà in C6 o in G6? Questa è la domanda vera. E ok, donna cattura qui, attenzione, partita complessa, ma tutta sotto controlli. Tutto sotto controllo, donna F6. Ecco, quando il nero toglierà il cavallo, il bianco potrà catturare qui facendo perdere l'arrocco. Torre C1. Ma questi pedoni centrali sono forti, esatto. Fiere C6, ora si minacciano anche robe di questo tipo. Si minacciano un bel po' di robe. Sì. Vediamo quale mossa è corretta ora, ok? Beh, penso che qui bisogna. Penso che bisogna. Cattura, e con cosa cattura? Con re. Attenzione, attenzione, ci sorprende. Il bianco sta cambiando tutti i pezzi, adesso apre anche la colonna a questa torre. E il nero c'ha del potenziale attacco forte, c'ha veramente, adesso appena spinge qui si apre questa diagonale. Il nero tra l'altro ha due pedoni in più, quindi potrebbe giocare veramente per cambiare. Adesso si può spingere, giocare donna qui, forza il cambio delle donne e poi vince il finale. Scacco, è tutto tenuto, non ci sono cose particolari. Vedete, i giocatori forti non lasciano praticamente quasi mai i pezzi in sospeso, tutto tenuto, alfiere è tenuto da questo pedone, la torre è tenuta dalla donna, insomma tutto tenuto. In questo modo è difficile fare colpi tattici o cose varie. C'è sempre questa minaccia qui, ragazzi, a seguito di questa spinta di pedone che non vedo l'ora di fare il nero. Però c'è cavallo qui, donna qui. Sì, penso che comunque il nero sia alla grande. Peccato per aver perso quei pedoni centrali perché erano veramente supportavano tutto. Vabbè. Adesso questi due pedoni centrali sono molto forti. Non ci sono piani di gioco per il bianco, ragazzi, non ce ne sono, ma neanche a morire. Non ne vedo, ti giuro, non ne vedo uno. Non ne vedo uno, quindi la situazione è tragica. È tragica. Sì. Il cavallo anche se dovesse prendere dei posti buoni, ma non serve a nulla. Posizione tragica per il bianco, ragazzi. Voglio vedere però, continuo a guardare questa partita perché voglio vedere come il nero riesce ad affondare il colpo finale. Perché sì,
non è poi facilissimo al 200% capire come chiudere subito questa partita nel medio gioco senza passare per il finale. Ricordate tipo il Monopoly, vai in prigione direttamente senza passare dal via. Poi ognuno nel Monopoly inventava le regole che voleva, cioè ogni volta che giocavo con amici diversi, no ma qui quando vai sul parcheggio in realtà riscatti tutti i soldi di coloro che sono andati in prigione e hanno pagato. Ah no, qui quando passi dal via in realtà ritiri 2 volte. Ognuno il primo giro bisogna farlo senza comprare niente, oppure non puoi comprare nulla finché non hai, cioè le regole inventate totalmente casuali. Sacrificio! Sacrificio di cavallo per ottenere cosa? Attualmente non vedo nulla. Il nero accetta questo sacrificio. Ok, non capisco che cosa voglia fare il bianco perché stia facendo queste mosse. Voleva dare una sorta di matto. Non ti giuro, non capisco. Cioè, così è strapersa. È strapersa, veramente. Non capisco perché questo sacrificio. Sì, voleva tentare il tutto per tutto, una sorta di matto, ma comunque il re riesce sempre a scappare qui. Quindi, a parte che questa casa è iper controllata. Ora che cosa si farà? Si raddoppieranno le torri qui. Ok. Sì, vabbè, il nero ha un pezzo in più. E niente, si minaccia matto e pezzo. Basta. È andata. È andata, c'è uno scacchino qui per prolungare l'agonia, dopodiché re qui e la partita è finita allo stesso modo. È andata ragazzi, è stato valoroso il 1900, ma devo dire che i miei 500 punti si sono fatti sentire, sì, davvero valoroso, poco avveduto, ma valoroso. Matto. Mi piace più questa. Ok, ok. C'è stato poco da fare lì. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Quando perdi quel pedone lì, che ci vuoi fare? Questa che è appena cominciata. Questa che è appena cominciata. Ditemi che non ha partita interrotta. Ma perché fate così? Perché fate così? Perché fate così? Questa qui. Questa è un'altra. Sono sempre loro due. Sempre loro due. Sempre loro due. Questa che è appena cominciata. Aspetta, refresciamo. Ok, niente, c'è questa che è appena cominciata. Questa è sempre loro due. No, non ci piace. Refresciamo, vediamo se inizia qualche altra partita interessante. Ok, c'è questa è appena cominciata. 2164 2232. Non capisco perché sono col lato del nero, perché ho cliccato. Boh, vabbè, così, siamo col lato del nero, va bene, va bene. Che cosa è questa? Una scozzese, tanto amata da Kasparov. Tra l'altro è stato lui che ha avuto, diciamo, la cosa di riportarla in gioco, perché era passata un po' di moda fin quando non è stato lui a riportarla in voga e far capire che questa apertura comunque offre delle possibilità. Ok, è una spina nel fianco con il nero quando me la giocano col bianco, insomma sempre una spina nel fianco. E niente, c'è sempre la possibilità per il bianco di andare in vantaggio velocemente di tempi e di sviluppo, sacrificando appunto anche pedoni. E adesso bisogna fare molta attenzione. Ok, subito un attacco tamarro qui di 5 per fermare tutto ciò, e sulla cattura di pedone ci vuole cavallo in A5, che è la mossa di default in questo tipo di apertura, in questo tipo di difesa. Ok,
Cavolo, è una 5. Questa è sbagliata. C'era sbagliata. C'era tipo questa roba qui. Questo qui penso che non vorrei dire una cavolata, ma penso che il bianco non abbia approfittato di qualcosa. C'era subito la cattura di cavallo, scacco qui, si perdeva un pezzo. Il re doveva andare in E6, ma era abbastanza. Sì, lo potevi fare anche prima. Potevi farlo anche prima. Re in E6. Torre qui, re qui, alfiere qui, re qui, è un po' è sbagliata. Cavallo a 5 bisogna giocare. Mo' un casino. E mo' è un casino, amico Fritz. Sì. Sì. È un bel casino, tra l'altro, Questo alfiere è una spina nel fianco, per non dire sempre da un'altra parte. Il re non si può muovere, il re nero non si può muovere, ragazzi. Non si può muovere. Questo alfiere non si può sviluppare praticamente da nessuna parte. La donna, mamma mia, che brutte mosse che è costretto a fare il nero. Sì, B3 per giocare alfiere qui. Adesso c'è sempre la possibilità di giocare questa per il nero. Almeno questo cavallo si libera un po'. Ok, il re potrebbe entrare qui. E ok, scacco subito d'alfiere. Niente, è andata. Non c'è soluzione, scacco matto. Non puoi indietreggiare con l'alfiere perché è inchiodato, non puoi fare nulla, è matto. Bella. Vediamo lì, purtroppo queste aperture così aggressive quando sbagli qualcosa. Esatto. Donna E7 o cavallo in A5. E a seguito di donna E2, donna E7, arrocco corto, donna per E2, alfiere qui. Insomma, la partita continuava abbastanza bene, ma questo è stato un errore. Perché permette giustamente prima l'arrocco e poi qui che cosa ha giocato? Alfiere 7, niente, c'è questa cattura che porta sempre a grandi danni. Ragazzi, studiate le aperture, soprattutto quando. Ovvio che purtroppo ragazzi, quando giocate E4 e 5 andate incontro a miliardi di possibilità. La scozzese che abbiamo visto in questa partita, la partita italiana, probabilmente la più giocata nel 99% dei casi, a livelli bassi barra intermedi questa è la più giocata, a livelli alti la più giocata è la Ruy Lopez. Però ai livelli diciamo intermedi, bassi, l'italiana è sempre giocata, quindi bisogna sapere una risposta corretta contro questa mossa, bisogna sapere una risposta corretta contro questa mossa, bisogna sapere anche una risposta corretta contro una mossa di questo tipo, e quindi bisogna sapere anche cosa rispondere anche su queste robe qui. Bisogna sapere anche cosa rispondere su tac tac gambetto Evans, maledetto, maledettissimo. E qui c'era anche questa che è carina. Comunque qui il bianco ha un vantaggio di sviluppo incredibile e quindi insomma bisogna studiarsele bene perché altrimenti si rischia di finire, insomma, di finire in fretta le partite e le finisce in fretta il nostro avversario su di noi in questo modo. Bene ragazzi, spero che insomma le partite di oggi vi siano piaciute anche se sono durate relativamente poco. Ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana.
Ci vediamo, ciao!